A me fa sempre piacere presenziare e ricordare Giulia, anche se per me è sempre un dolore. Ricordo che un qualsiasi tipo di evento per me fa male. E, però lo faccio perché Giulia ha segnato un po' una svolta. La prima nella mia vita, l'evento più triste di tutta la mia vita, ma mi ha fatto prendere coscienza. La consapevolezza di cui parlava prima l'onorevole Semenzato a me è arrivata in un botto, un giorno di novembre, e da lì ho deciso che ho il dovere morale come cittadino di fare qualcosa, perché ho capito che Giulia nella sua semplicità, nel suo amore aveva scardinato un qualcosa. Un dovere morale, così spiega il suo impegno in nome di Giulia Gino Cecchettin. Tutto è cambiato dopo il 25 novembre. Permettetemi di dire anche da vigliacchi non far nulla. È come vedere un incidente e andare avanti. Io mi sono sempre dedicato alla famiglia, al lavoro, e per la prima volta nella mia vita voglio prodigarmi per qualcosa di diverso. E la motivazione arriva tutto da quell'essere magnifico che era mia figlia, che tutti i giorni non smetto di ricordare. Cecchettin parla durante la presentazione del premio di laurea, intitolato a sua figlia per diffondere la cultura del rispetto in tutti i campi della ricerca, del lavoro, dell'economia e della comunicazione, promosso dalle donne di Coldiretti in collaborazione con l'Università di Padova. Vogliamo premiare proprio quella facoltà trasversalmente che riuscirà a trovare il modo di contrastare la violenza soprattutto attraverso la diffusione di buone pratiche di rispetto, di buona comunicazione. Anche per l'Università di Padova il 25 novembre è stato uno spartiacque. Io sono sicura che ci sia più consapevolezza. Come in tutti i fenomeni, quando se ne parla di più è proprio il momento in cui si registrano maggiori casi. Non credo che stia peggiorando la situazione, io credo che ci sia più consapevolezza. È bene che ci sia più consapevolezza, perché allora si potrà lavorare insieme per ridurre le molestie, la violenza in generale e sicuramente il numero di femminicidi.